È il sindacato di polizia FSP con il suo vicepresidente Franco Maccari a denunciare la cronica carenza di poliziotti nel veneziano, con un organico che oscilla tra i 1700 e i 1800 agenti, di cui il 20% donne. Venezia è sulla media, mancano quindi più di 150 persone, ma con le specialità comprese, quindi stiamo parlando di polfe, stradale, postale, ferroviaria, e perché poi abbiamo anche lo scalo marittimo aereo, quindi insomma abbiamo tanti settori. Non va meglio a livello regionale, dove si registra una situazione fotocopia. Sul Veneto è uguale, ha più qualche difficoltà Padova e Belluno, ma questo stiamo parlando di numeri risicati nella differenza comunque, è una percentuale che manca del 10-15% dappertutto, ma 10-15% riferendosi a organici che erano previsti nel 1989. Organici di polizia dunque fermi a 35 anni fa, quando ancora non si era la società globalizzata di oggi, con tutte le annesse problematiche. Nell'89 il problema stranieri non c'era, nell'89 il problema di ecomafia non c'era, nell'89 non c'erano le baby gang, cioè stiamo parlando di situazioni che hanno aumentato i servizi senza aumentare conseguentemente anche il personale che dovrebbe essere messo in servizio. Carenza a cui non si riesce a supplire a causa di una sbagliata programmazione da Roma, eppure le donne che fanno domanda per entrare in polizia hanno superato quota 50% rispetto agli uomini, spiega sempre Maccari. Considerate che un concorso, anche solo per fare le selezioni e fare poi il corso conseguente, ci vogliono 2 o 3 anni almeno, no? Quindi non è una cosa che si risolve con un decreto e tiriamo su, bisogna preparare le persone.